Oggi facciamo un'escursione sulle magnifiche Dolomiti Bellunesi. Ci troviamo poco sopra l'abitato di San Vito di Cadore e la nostra meta è raggiungere il rifugio Galassi. Adesso partiamo e la prima tappa è il rifugio Scotter. Ed eccoci giunti al rifugio Scotter. Siamo circondati da magnifiche montagne e si ha una bella vista su San Vito di Cadore. Adesso prosegue il nostro trekking e ci dirigiamo verso il rifugio San Marco. Continua la nostra salita verso il rifugio San Marco. Abbiamo lasciato la strada forestale e adesso finalmente si cammina su un bel sentiero. Siamo arrivati a questo piccolo rifugio, il rifugio San Marco, ma molto carino. Adesso proseguiamo verso la Forcella Piccola e per arrivare poi al rifugio Galassi. Stiamo camminando su un tranquillo sentiero in quota. Il panorama è magnifico, da una parte si vede il Monte Pelmo e dall'altra il Monte Antelao. Che fatica! Ancora poco e arriviamo alla Forcella. Pochi metri. Siamo arrivati alla Forcella Piccola, ci troviamo ai piedi del Monte Antelao. Adesso scendiamo al rifugio Galassi. Abbiamo raggiunto la nostra meta, siamo arrivati al rifugio Galassi, un rifugio racchiuso tra imponenti cime dolomitiche ed è punto di partenza per salire ai 3264 metri di Monte Antelao. Adesso, dopo esserci riposati e aver mangiato, lasciamo il rifugio e ritorniamo alla Forcella Piccola. Dell'itinerario, questo è il punto più panoramico. Buona visione! Siamo scesi dalla Forcella Piccola e arrivati a questo punto scendiamo direttamente al rifugio Scotter. Arrivati al rifugio Scotter, adesso scendiamo al parcheggio facendo un'altra strada sterrata, quella comunale.
Ritornati alla base e siamo arrivati alla chiusura di questo trekking. Bellissima giornata e bel giro. Il primo tratto fino al rifugio Scotter è stato piuttosto noioso. Dal rifugio San Marco, che abbiamo trovato stracarino, fino alla Forcella Piccola, quel tratto di sentiero è il più bello, offre un panorama veramente suggestivo. Complessivamente l'itinerario è alquanto impegnativo, soprattutto per il dislivello, e richiede un discreto allenamento. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!